Intanto in via Marrone nel primo pomeriggio di oggi siamo a Pordenone, c'è stato un sopralluogo di furto effettuato dalle volanti della polizia della questura sempre di Pordenone, furto non ancora quantificato, sarebbero state viste appunto in zona due ragazze particolarmente giovani, probabilmente di etnia rom. Questo appunto è quanto ci comunica la questura direttamente. Sul caso, come si diceva, indaga la polizia. Furto ancora da quantificare, parrebbe non particolarmente ingente. Raffaele Padrone, lui è vice segretario nazionale della FSP Polizia. A proposito insomma di furti, ben ritrovato innanzitutto dottor Padrone. Abbiamo assistito così ai dati sciorinati nel discorso del commiato del questore di Gubuso, che se n'è andato a Sassari. A proposito poi ci dirà anche il nuovo arrivo. Tante cose avevamo già anticipato l'altra sera, il nome e cognome appunto del nuovo dirigente della Polizia di Stato in quel di Pordenone. Furti che diminuiscono, ma la percezione è tutt'altra cosa invece. Cosa ne pensa? Ma guardate, io se devo tenermi a quei dati, lei lo sa benissimo, sono dati di persone che hanno denunciato alla questura o questi piccoli reati, che purtroppo furti, io chiamo piccoli, ma poi danno fastidio. Sapere che una persona è entrata dentro casa dà sempre fastidio. Quindi il reato di furto è diminuito nei numeri, bisogna vedere quanti, come lei ha letto i numeri sono diminuiti, va benissimo, però c'è da dire che questa etnia, che sono quelle poi le persone che ci entrano negli appartamenti perché sono minori, si manda a rubare i minori, perché in Italia sono persone che non possono essere, la passano liscia, questa è la nostra legge in Italia. Diciamo che perché oggi possono essere diminuiti anche un'altra tipologia di reato tipo le rapine, queste cose. Perché? Perché ormai la gente preferisce fare le truffe online. Io lo dico sempre, laddove poi qualche anziana persona casca in questa rete di malviventi che ormai liberi di circolare indisturbati sul web, a volte abbiamo visto i dati, come ha lavorato la polizia postale ad esempio, quanti interventi sono stati fatti, sono aumentati le tipologie di reati e quindi i colleghi cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto lavorare in una maniera eccezionale, portando a casa degli ottimi risultati, però di tutto conto il nostro Dipartimento, grazie a questa legge, quella famosa Spendi Review di cui si sentiva parlare, hanno proposto la chiusura di 271 uffici, tra cui anche la polizia postale, che rimarrà nella nostra regione solamente aperta a Trieste. Quindi, immaginiamoci se subisco un furto, un attacco, certo, pirata a Pordenone, se vado a denunciarlo a Trieste. Questo prima sarà la causa magari del fatto di non andare a denunciare sta cosa. Secondo, i reati aumenteranno e terzo, i colleghi che dovranno lavorare su questi reati da noi denunciati saranno sempre quelli, quindi il lavoro aumenterà in maniera sproporzionata anche in questi uffici un'altra volta. Ci troviamo poi chiaramente a dire quello che è l'attività della polizia in questi casi. Purtroppo, come dicevamo all'inizio del mio intervento, non si può fare nulla una volta presi questi ragazzi. Questo è ancora la cosa che dà più fastidio sia agli operatori, sia deve dar fastidio ai cittadini. Molte volte la loro rifurtiva viene presa, viene recuperata, grazie a Dio qualche volta io dico sempre, guardate nel sito della Polizia di Stato dove l'oggettistica viene riproposta per eventuali persone lese da questa tipologia di reato, mentre sul momento purtroppo, ripeto, non si può fare nulla. Aspettiamo l'arrivo che il giorno 18 e quindi fra un paio di giorni saranno attivi i nuovi agenti, sicuramente inseriti. Nuovi agenti e anche il nuovo questore. E infatti, che stavo dicendo, il questore inserirà sicuramente, vista e preso atto di quello che è la città di Pordenone, si dovrà rendere conto, lui che è un grosso investigatore, è stato un grosso investigatore, arriva da Venezia ma come vicario, ma è stato dirigente della squadra mobile a Venezia, Vicenza, Verona, grossissime operazioni, quindi si renderà conto anche com'è la struttura non solo cittadina ma anche della questura di Pordenone, perché sappiamo bene che poi per fare le indagini ci vogliono investigatori, ma se non abbiamo il personale per mettere a fare le indagini, gira gira, è sempre questa la frittata. Quindi
un questore che arriva da io dico, da una situazione da dirigente, oggi questore, dovrà anche vedere un po' qual è la situazione e rendersi conto che potrà fare, dico sempre, il pane con la farina che ha. Vero è che poi da questore le cose cambiano, perché dovrà anche vedersela con i sindacati, questo signor questore. Non scherza, anzi non vede l'ora No, di no, no. confrontarsi Ma mi auguro che col faccia coltello tra i denti. mi no? auguro che faccia bene e capisca al volo com'è la situazione pordenonese. Bene, Grazie a voi. io ringrazio come sempre Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP, Polizia di Stato. Allora, parliamo in città, parlavamo anche con Raffaele Padrone della situazione che non è idilliaca sotto il profilo della sicurezza, ma parliamo anche di anziani. Abbiamo